c'è? Sapete chi c'è? Ma oggi chi c'è? C'è tra il serio ed il faceto. Interviste con Antonio Puglisi e c'è. Buongiorno, benvenuti anche all'appuntamento di questa mattina. c'è, sempre in diretta, rigorosamente in diretta da Radio Doc, con in regia anche qui, sempre rigorosamente, c'è lui, Marco Gentile. Buongiorno a tutti, stamattina c'è stamattina? Stamattina parliamo di, come già anticipato ieri, di letteratura, parliamo di libri, parliamo anche di politica, parleremo insomma di Sant'Agata Militello. Lo faremo con Franco Blandi, diciamo che ha fatto parte della vita politica sant'agatese degli ultimi anni, ma soprattutto recentemente si sta mettendo in mostra, e che mostra, con la scrittura. Ha scritto questo libro meraviglioso, Appuntamento alla Goulette, dove insomma adesso vi spiegheremo di che si tratta. In sintesi, ve lo anticipo, si tratta di un libro che racconta un'emigrazione un po' particolare, no? Un po' diversa rispetto a quello che purtroppo stiamo vivendo in questi ultimi anni, cioè una emigrazione al contrario, cioè di italiani che andarono in Tunisia verso la metà dell'Ottocento, quindi diciamo al contrario rispetto a quello che sta succedendo oggi. Più di 150.000 emigrati italiani che andarono in Tunisia e diciamo crearono questa comunità che in un certo senso contribuì a far crescere anche quella indigena, cioè quella del luogo. Stiamo parlando proprio della Tunisia. Ma questo libro, oltre a essere scritto benissimo e raccontare una storia meravigliosa, è anche riconosciuto a livello nazionale una gran bella opera. Vi anticipo che sin da adesso, la scorsa domenica alle ore 11 per esempio, su Mediterraneo, su Rai 3, il sabato su Rai Med, nella rubrica dedicata ai libri si è parlato anche di questo libro di Franco Blandi, Appuntamento alla Goulette. Insomma, avremo molto di cui discutere con Franco Blandi, sempre all'interno di c'è questa mattina. Franco Blandi, sino alle 9, in compagnia di Antonio Puglisi e Marco Gentile. c'è. Interviste tra il serio ed il faceto su Radio Doc. c'è tutta la mattina dalle 8 alle 9 in diretta su Radio Doc. c'è questa mattina, c'è Franco Blandi. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi, grazie Antonio per avermi invitato. Figurati, naturalmente ci diamo del tu come facciamo nella vita normale, oltre i microfoni, oltre gli schermi, quindi con Franco Blandi, come anticipato già ieri e anche questa mattina, parleremo non soltanto di letteratura, ma parleremo insomma anche di politica, di Sant'Agata Militello, insomma, e cercheremo soprattutto, come consuetudine nostra, nella parte finale del programma di scoprire un po' anche la persona, no? Il personaggio, la sua infanzia, la sua giovinezza, insomma qualche domanda un po' particolare. Intanto partiamo con questa grande opera che hai scritto. Devo dire che insomma la tua passione per la scrittura è sempre stata grande, insomma io mi ricordo quando cominciai a fare giornalismo nei primissimi anni 90, tu già eri dentro un po' il mondo politico sant'agatese e non ti dispiaceva scrivere, mi ricordo insomma anche tra comunicati, insomma servizi. Il nostro rapporto di conoscenza nacque proprio da questi episodi, no? Dalla tua voglia di scrivere. Sì, diciamo che al di là della politica c'era questa grande voglia di comunque lavorare nelle associazioni, nei gruppi, e da lì erano gli anni nei quali nascevano anche piccole iniziative editoriali, che poi alcune sono anche diventate grandi, però ecco, la voglia anche di raccontare delle cose c'era, e ricordo che proprio qui a Capodorlando realizzammo una serie di attività che furono veramente importanti. Molti di voi iniziarono proprio in quegli anni, e ricordo tra tutte un settimanale che si chiamava L'Isola. Come no, certo, l'Isola. Lì ecco, fu una fucina di talenti che oggi devo dire ritrovo volentieri in tantissime realtà.
Questo libro racconta un po' una storia particolare visti i giorni d'oggi, no? Cioè una emigrazione al contrario. Si parla tanto in questo periodo e negli ultimi anni di questa emigrazione da parte dei paesi nordafricani verso la Sicilia e quindi verso l'Italia o il nord Europa. Tu hai scritto un qualcosa che successe realmente a metà dell'Ottocento, cioè di questi circa 150.000 italiani che decisero di emigrare in Tunisia. Sì, è esattamente così. E devo dire che la storia mi ha incuriosito proprio per questo, perché nel momento in cui proprio in questi anni assistiamo ad un esodo che segue la direzione da sud a nord e le emigrazioni italiane, siciliane sono sempre state conosciute con questa direttrice che da sud portava verso nord, quando ho studiato questo fenomeno e ho ricercato delle fonti che me lo facessero capire ancora meglio, ho capito che c'era qualcosa di veramente molto forte. Questa storia di emigrazione anomala ha riguardato non poche persone, ma ha riguardato non soltanto siciliani, anche provenienti da altre regioni, però la quota maggioritaria è stata quella dei siciliani, che appunto in un numero così grande decisero di andare verso sud in questa emigrazione, e lì devo dire si è realizzato qualcosa di veramente incredibile, perché sì, ne parleremo tra pochissimo, sì, perché insomma, sennò così ci bruciamo tutte le interviste. Allora, sì, cose incredibili successero, ma scopriremo che cosa tra pochissimo dopo la pubblicità, sempre con Franco Blandi a QCC. QCC questa mattina con Franco Blandi, tutte le mattine un ospite diverso su Radio Doc in diretta con Antonio Puglisi e Marco Gentile dalle 8 alle 9. Allora Franco, questo libro diciamo che ti sta regalando tantissime soddisfazioni, abbiamo già anticipato di cosa si tratta, di questa emigrazione un po' al contrario rispetto agli ultimi anni, cioè di 150.000 italiani che emigrarono alla metà degli 800 in Tunisia e si integrarono a tal punto da condizionare anche un po' lo sviluppo economico, sociale dell'intera Tunisia, no? Sì, infatti i primi che poco prima dell'unità d'Italia si spostarono in Tunisia, diciamo, rappresentavano dei ceti sociali magari non proprio popolari, erano imprenditori, erano artigiani che comunque in contrasto con la situazione politica siciliana si spostavano lì per cercare nuove possibilità. Mentre subito dopo l'unità d'Italia vi fu una forte depressione economica in Sicilia che riguardò soprattutto l'agricoltura, ma anche altri settori come la pesca, e allora lì veramente cominciò un flusso migratorio molto consistente, e lì alla fine dell'Ottocento, nel 1881, praticamente il protettorato francese, quindi la dominazione francese in Tunisia, cominciò anche con delle attività infrastrutturali molto importanti che richiedevano anche manodopera, per cui ecco lì si realizzò questa, diciamo così, possibilità di nuova vita per tanti siciliani e che arrivavano in questo porto della Goulette, per questo abbiamo chiamato appuntamento alla Goulette come se fosse un luogo dove ci si incontrasse, perché chi arrivava non sapeva dove andare e lì praticamente cominciavano ad insediarsi nella zona vicino al porto di Tunisi, dove crearono un quartiere che fu da subito ribattezzato la Petite Sicile. In questo quartiere, una Little Sicily, diciamo, esattamente, tunisina, sì. Lì la cosa particolare fu che in queste casette piccole e basse si insediarono accanto alla popolazione tunisina, che l'integrazione fu sì, che a sua volta era dominata dai francesi, quindi si realizzò una sorta di solidarietà tra le due popolazioni, che all'inizio, non senza pregiudizi, io lo racconto sempre questo episodio, perché sono andato a scovare un articolo di un giornale della fine dell'Ottocento, nel quale un giornalista tunisino parlava dei siciliani come rozzi, volgari,
dei criminali incalliti che girano armati, violenteranno le nostre donne e quindi, cioè, come oggi spesso, come oggi magari nel settentrione ci descrivono aprendo una pagina della Padania, infatti, spesso sì. si può sentire un tenore simile. E quindi c'era un forte anche pregiudizio, ma che scemò in maniera molto veloce quando le due popolazioni impararono a conoscersi. E come tento di sostenere io nel mio libro, l'integrazione si realizzò soprattutto perché partì dal basso, cioè dalla vita quotidiana. La gente imparò a conoscersi perché imparò a conoscere la lingua dell'altro, la cultura dell'altro, anche i gusti gastronomici dell'altro, fino a giungere a quello che secondo me è stato veramente eclatante, cioè una integrazione religiosa veramente perfetta, in quanto in questo quartiere convivevano 3 religioni, sia quella ebraica, sia la religione cattolica che la religione musulmana. Quanto potrebbe essere preso da esempio in questi periodi una situazione del genere, dove la religione sempre più purtroppo risulta essere veramente un oppio per tante popolazioni e purtroppo anche causa scatenante di conflitti. È paradossale questo, però purtroppo è così. Quanto potrebbe essere ad esempio? È sicuramente ad esempio, diciamo che adesso è molto più complicato perché l'integrazione tra i popoli fatta così, cioè attraverso la vita quotidiana, è sempre più difficile, perché se ci fate caso nelle città, nelle realtà, sia in Italia ma anche in molti paesi del mondo, le popolazioni immigrate spesso vengono confinate in dei ghetti o in dei quartieri, anche dove c'è una integrazione, dico io, non perfetta ma discreta, si trova sempre una separazione rispetto ai locali, e questo non produce effetti positivi né dall'una né dall'altra parte, quindi è molto più complicato. Però sul piano della religione dobbiamo registrare, non dobbiamo nasconderci dietro un dito e dire che spesso dietro gli integralismi si nascondono interessi economici molto forti. Sì, vabbè, qui apriremmo un altro libro, non un capitolo, un altro libro. Le soddisfazioni dal punto di vista personale nell'essere scrittore e scrittore che comincia a diventare anche uno scrittore di successo come Franco Blandi, cioè lasciamo perdere quelle economiche ma quelle proprio professionali tra virgolette. Beh, oggi quelle economiche diciamo che non ci sono, perché voglio dire è un periodo di crisi anche per l'editoria, però ecco, mi sembra eccessivo dire uno scrittore così di successo. Diciamo che sono molto contento perché è contento anche il mio editore, e quindi Navarra, già questo è un risultato. perché in effetti non ci aspettavamo un riscontro così forte per questo nostro lavoro, che sta, diciamo così, interessando un po' in tutta Italia da quando è uscito, cioè dal poco prima dell'estate. Mi trovo a girare un po' dappertutto e ancora lo faremo quest'inverno. Le soddisfazioni sono soprattutto legate al fatto che molti giovani si interessano a questa storia. Sono stato ad esempio ospite all'Università La Sapienza di Roma, dove veramente in un'aula magna gremita ho trovato parecchio interesse per questa storia che non mi sarei aspettato soprattutto dalle giovani generazioni. E un altro tipo di soddisfazione viene dal fatto che spesso girando trovo delle famiglie che sono figlie di questa emigrazione, che in un certo senso mi ringraziano per aver posto l'accento su questa storia, perché veramente se ne è parlato pochissimo in questi anni. Infatti tra poco, dopo le notizie del Doc News, parleremo proprio di questo aspetto, cioè di come un così alto flusso di persone si sia trasferita in Tunisia, quindi facendo, diciamo, un percorso inverso rispetto allo stato attuale, e soprattutto scegliendo una meta assolutamente così improbabile, perché o si va al nord, si va a est o si va a ovest, come succedeva in quegli anni. Si andava in America. Si andava in America, in Australia, poi si è andato oppure nel nord Europa, e scegliere la Tunisia è certamente una scelta coraggiosa, forse dettata dalla vicinanza probabilmente, però insomma una scelta coraggiosa che probabilmente è stata sempre sottovalutata o mai espressa nei giusti termini dalla storia stessa. Quindi insomma affronteremo anche questo argomento dopo il Doc News, quindi a tra poco con Franco Blandi, Antonio Puglisi, Marco Gentile, QCC. QCC. Interviste tra
C'è tutte le mattine dalle 8 alle 9 in diretta su Radio Doc. Questa mattina c'è Franco Blandi, stiamo parlando del suo libro Appuntamento alla Goulette e naturalmente stiamo parlando di questa interessantissima storia per quanto lo riguarda. Stavo leggendo in chat, intanto ti chiedono se notizie nella nuova edizione del, presumo sia l'Acquedolci Film Festival, dove tu fai parte del non so se staff. Dello staff organizzativo, quindi rispondiamo subito a chi si firma come Terrone, insomma. Rispondiamo subito a lui. E allora, notizie. Diciamo che quest'anno la quinta edizione è stata un'edizione veramente che ci ha dato molte soddisfazioni. Adesso vedremo, perché ci riuniremo con i due promoter dell'evento, che sono Francesco Ciambarella e Antonio Giuseppe Valenti, e decideremo il da farsi, perché come dire, abbiamo indicato, chiudendo il festival, e non nascosto che c'erano delle difficoltà, perché il periodo economico non facile non consente di fare delle programmazioni a lungo termine, quindi vedremo. Certo, è un'iniziativa straordinaria che ha avuto un successo immediato. Dalla prima edizione, esatto. Mi ricordo che insomma esplose subito. E quindi sarebbe un peccato veramente. Secondo me l'esplosione di un'iniziativa come questa nasce dalla fame che si ha di questo tipo di iniziative, no? Quindi, assolutamente. Dovrebbe essere seguita con più attenzione da parte di chi dovrebbe contribuire anche economicamente alla realizzazione, perché non è semplice organizzare un evento del genere. Non so quanti corti vi arrivano ad ogni edizione. Quest'anno sono stati 482 mia, e li abbiamo dovuti vedere tutti. Immagino di questi 492 che cosa avete visto? Mamma, di tutto. Ma soprattutto provenienti da oltre 40 paesi del mondo, e anche da paesi veramente che a stento si conoscono sulla carta geografica, e devo dire non è stato facile, però è stato, come puoi capire, veramente molto affascinante e gratificante. Poi devo dire anche le scelte fatte dalla giuria sono state veramente molto importanti. C'è anche Sergio Granata in giuria, o comunque vi segue sempre da molto vicino? Sì, diciamo che ha fatto parte anche diciamo così della stampa che ha seguito l'evento. Sì, la giuria era una giuria internazionale, ecco. Quest'anno era composta da parecchie persone, diciamo così, tra virgolette, di addetti ai lavori, che in giro per il mondo porta avanti nel cinema diversi aspetti, dalla fotografia alla sceneggiatura, alla regia, colonna sonora, insomma. Alle colonne sonore, sì. Torniamo quindi abbiamo risposto anche a questa domanda. Non c'è una data per l'inizio dell'Acquedolci Film Festival, però non c'è nemmeno la certezza che si farà, mi è sembrato di capire. No, diciamo che l'intenzione c'è chiaramente, ma ripeto, sarà una decisione che verrà presa da Francesco Ciambarella, che è il presidente della Proloco, e da Antonio Giuseppe Valenti, che è il direttore artistico. Parlavamo di questo fenomeno che si verificò a metà dell'Ottocento, di questa emigrazione di 150.000 italiani che decisero di emigrare stranamente in Tunisia, probabilmente aiutati dalla vicinanza dei territori, che sono stati un po', come dire, non dico bistrattati, ma sicuramente la loro funzione e questo momento storico non è stato valutato a dovere in futuro. Esattamente questo è proprio anche lo scopo per cui mi è sembrato giusto porre in risalto questa storia. Pensate che questi nostri conterranei hanno, diciamo così, sono portati in Tunisia, come spesso accade in ogni emigrazione, per cercare delle nuove prospettive di vita, lasciando qui in Sicilia spesso una situazione drammatica, comunque di non possibile ritorno, perché lasciavano veramente tutto. E allora l'essere arrivati in una nazione nella quale vi era una dominazione così forte da parte della Francia li ha fatti sentire non parte esattamente di quella nazione, della Tunisia, perché comunque chi comandava era ancora un'altra nazione.
ma al tempo stesso anche la storia successiva, e quindi dopo la prima guerra mondiale, il ventennio fascista e tutto quanto, hanno di fatto utilizzato questa emigrazione per giochi di potere nella parte nord dell'Africa, per cui un famoso comunque accordo punto veramente strategico a livello mondiale, un famosissimo accordo che fu chiamato appunto Mussolini-Laval, nel quale le mire espansionistiche di Mussolini in Africa furono barattate appunto con un atteggiamento, come dire, accondiscendente in Tunisia, che andava incontro alle esigenze dei francesi, e questo portò i nostri connazionali ad essere assolutamente dimenticati dal governo italiano, cosa che si è protratta fino agli anni, di fatto fino agli anni 60, quando la Tunisia ottenne finalmente poi l'autonomia, e lì, quando giustamente un popolo riprende la propria possibilità di decisione, sono state fatte delle scelte anche dure che portarono alla confisca, ad esempio, dei beni di tutti gli stranieri, per cui questi nostri connazionali si trovarono a non essere italiani perché l'Italia non li aveva mai considerati, a non essere francesi perché, anche se la Francia aveva voluto che prendessero obbligatoriamente la cittadinanza francese per dire che comunque i francesi in Tunisia erano numerosi, perché non sopportava che gli italiani fossero più dei francesi, ma non si sentivano neanche riconosciuti adesso dal governo tunisino, per cui sono stati dei veri e propri apolidi che sono rimasti in balia di tutto questo. Ma l'effetto concreto è stato che, oltre ad essere dimenticati poi dalla storia, concretamente non si sono visti riconosciuti alcun diritto, ad esempio previdenziale, da nessuna di queste tre nazioni, per cui gente ancora oggi, ci sono degli anziani che vivono a Tunisi in una casa del riposo, dove praticamente non percepiscono nessun sussidio né dal governo italiano né da quello tunisino né da quello francese, quindi vivono grazie alla diciamo così, alla solidarietà tra l'altro di un'organizzazione diretta da uno splendido prete di frontiera che è Don Francesco Fiorino di Mazzara del Vallo. Io lo intervisto nel libro, che grazie al suo intervento consente a queste persone quantomeno la sopravvivenza, e ha fatto una cosa bellissima. Molti di questi anziani parlano siciliano, in questa forma intrisa di tunisino e francese, ma non sono mai venuti in Sicilia. Non conoscono la Sicilia. Veramente vabbè, come tantissimi australiani che ho conosciuto e che devo dire parlano siciliano, perché i genitori a casa in Australia parlavano in siciliano in quanto emigranti da qui, ma non sono mai venuti perché sono figli diciamo di emigrati, ma non sono mai tornati nella nostra terra. Bene, un libro che la gente perché dovrebbe leggere? Ma io, quando devo invogliare qualcuno a leggere questo libro, dico che è un saggio, che spesso i saggi sono destinati agli studiosi, agli esperti di un determinato fenomeno. Io ho cercato, e lo dico nel libro, di compiere un errore metodologico, che è quello di lasciarmi un po' trasportare anche dal sentimento, cioè verso questi nostri connazionali, e traspare, e forse all'indagine scientifica viene affiancato anche questa parte, che rende il libro tutto sommato facilmente accessibile, quindi la storia che viene raccontata senza diciamo così insistere troppo su aspetti di ricerca scientifica, che pure sono presenti, ma in una maniera più mitigata. Bene, allora adesso ci fermiamo per ascoltare un brano scelto da Franco Blandi, cioè almeno il cantante, perché lui è un appassionato di cantautori agli anni 70. Abbiamo scelto Fabrizio De André. Torniamo subito dopo Fabrizio De André per cominciare a conoscere anche la persona Franco Blandi. Avendo chiuso il discorso letterario, adesso andiamo sull'aspetto personale. A Cucè c'è Franco Blandi. Sì, rieccoci, noi intanto fuori onda commentiamo, insomma discutiamo su esperienze anche tunisine, ecco, diciamo così, soprattutto delle bellezze culturali che la Tunisia conserva e offre naturalmente a tutti i turisti che vanno a visitarla.
Abbiamo dunque parlato del libro, vi ricordo appuntamento alla Goulette che trovate in tutte le librerie, un saggio però per tutti, definiamolo così, come ha detto lo stesso Franco Blandi. Io vi consiglio di leggerlo perché vi racconta una storia poco conosciuta, sicuramente che va a scontrarsi con l'attualità di questi ultimi anni, ma che decisamente ha un occhio, una visuale molto passionale, molto italiana, che rende giustizia secondo me purtroppo dopo tanti anni a chi ha vissuto questa importante esperienza di vita, cioè quella proprio di emigrare scegliendo la Tunisia, un posto decisamente improbabile per trovare fortuna, però tutto sommato noi siciliani ci sappiamo adattare in effetti a tutto. Poi forse la morale è anche questa, no? Ci sappiamo adattare veramente a tutto. Lo abbiamo dimostrato perché oltre 25 milioni di italiani che hanno popolato le nazioni più svariate del mondo con l'emigrazione lo dimostrano. E dove siamo andati, perché e questo è anche una sezione del libro che mi piace ricordare, dove siamo andati spesso ci siamo fatti strada a fatica, perché non è vero che siamo stati accolti bene, anzi siamo stati trattati in maniera molto dura, con pregiudizi molto forti, e il fatto che comunque in questa comunità della piccola Sicilia in Tunisia si sia realizzata una integrazione che è veramente importante, molto bella, testimonia che l'integrazione è possibile. Allora, Franco Blandi dove nasce? Io sono nato a Sant'Agata. Proprio Sant'Agata. In quale zona di Sant'Agata? In quale... il quartiere, quello di via Vittorio Veneto, aveva un nome particolare perché erano delle case che erano state costruite per gli impiegati, per cui venivano chiamate proprio negli anni 50 le case Fanfani, perché, perché era stato lui a essere, diciamo così, il promotore di questa legge che costruì queste case per gli impiegati, dipendenti. In casa Fanfani, quasi in casa Vianello, no? Cioè, tipo una cosa del genere, va bene. E la tua gioventù, la tua fanciullezza, come l'hai vissuta? In maniera spensierata, in maniera libera o comunque condizionata da qualcosa? Diciamo che io racconto sempre ai miei amici che sono veramente contento della mia fanciullezza, perché per quanto sia stata segnata in maniera molto profonda dalla perdita di mio padre, che è avvenuta quando io avevo appena 10 anni, però ho avuto la possibilità, forse sarà anche stato legato a questo, di venire da subito in contatto con delle realtà molto interessanti, per cui mi hanno forse fatto conoscere da subito il piacere, non so, dello stare insieme agli altri, dell'organizzarsi, dello stare in associazione, ecco, proprio nel senso ampio del termine, che un po' si è perso recentemente, devo dire, non soltanto a Sant'Agata ma in tutto il territorio. È un qualcosa che invece faceva bene una volta, cioè era proprio un'aggregazione totale. Assolutamente, ma devo dire anche in ambito religioso, quell'associazionismo dell'azione cattolica, piuttosto che dei salesiani, piuttosto che e anche le associazioni laiche, quelle che si muovevano anche attorno ai partiti politici, erano diciamo così delle organizzazioni sane, perché realmente ci si occupava dei problemi della vita di ogni giorno, e per un giovane crescere in quell'ambiente sicuramente ha rappresentato, per me è stata una cosa molto importante, mi ha dato la possibilità veramente di avere degli ideali, dei principi che nel corso degli anni non ho perso. Ho messo in discussione tante cose, ma i fondamentali sono rimasti, e questo lo devo soprattutto a questa esperienza. Quanto è cambiata Sant'Agata dai tuoi tempi ad oggi? Intanto diciamo quanti anni hai, perché sembra che stiamo parlando con un novantenne. No, io ho 53 anni. Quindi stiamo parlando di... però insomma, è decisamente cambiata, sia dal punto di vista strutturale che politico, naturalmente. Insomma, quali sono le variazioni che più ti colpiscono oggi guardando il tuo paese? Ma sicuramente è cambiata tanto. È cambiata tanto, e come dappertutto credo che si possa dire che in alcuni aspetti è cambiata in meglio e in altri in peggio. Io da ambientalista convinto non apprezzo del mio paese il fatto che non si sia dato uno sviluppo armonico, e quindi vi sia stata una
diciamo così, uno sviluppo edilizio un po' caotico e disconnesso da ogni piano programmatico. Questo è un problema un po' di tanti comuni della zona, purtroppo avendo frequentato ad esempio anche regioni come l'Umbria, la Toscana, mi brucia lo stomaco a vedere cosa siamo riusciti a fare nei nostri paesi qui, però questo è un aspetto che credo non abbia giovato al nostro paese, perché è un paese che continua ad avere la stessa popolazione da tantissimi anni, ma è cresciuto dal punto di vista edilizio in maniera incredibile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto si è fatto un paese dove magari la gente di altri paesi acquista degli appartamenti, un paese tra virgolette a volte dormitorio, sì. Dove magari la gente poi va fuori per altre cose, e questo non credo che abbia giovato al nostro paese. Io sostengo che l'edilizia di questo tipo produce un effetto immediato tra virgolette di ricchezza, che è una ricchezza che non è reale, quando invece poi alla lunga genera soltanto grossi problemi. Al contrario, nei paesi dove è stato recuperato il tessuto, ad esempio, dei centri storici, si rivitalizza una parte del paese, ma questo intervento anche edilizio dura parecchi anni e questo crea ricchezza stabile, perché gli artigiani, occupazione, indotto e tutto il resto. Vabbè, ma sono concetti che di questi tempi è difficile. Vabbè, però è bene, qualcuno lo deve dire, no? Qualcuno ne deve parlare. Franco Blandi, quando si è innamorato la prima volta nella sua vita? Ma c'è tua moglie che si ascolta, però no. Quindi possiamo andare. Separato, quindi allora possiamo andare via. È stato sicuramente in età adolescenziale, quando, insomma, alle scuole medie capita a tutti di avere un primo amore. Quello è il ricordo, diciamo, primo che ho avuto. Poi chiaramente c'è stato in età più matura quello, diciamo così, più forte, che magari uno si porta per più anni. Ma quando è stata la prima volta di Franco Blandi, quanti anni avevi? Quella volta lì, stiamo parlando di quello, non di altro. Saranno stati 17 anni. 17 anni, a Sant'Agata o fuori? Sant'Agata. Con una indigena o con una turista? Perché no, non turista. Erano altri tempi, diciamo, erano altri tempi. Te la ricordi come esperienza? È traumatica, bella? Perché questa è una domanda che faccio a tutti, quindi tutti hanno risposto, non ti puoi Ma devo dire, c'è una canzone che descrive benissimo quel momento, che un po' ogni volta che l'ascolto mi ci vedo, che è una canzone di Eugenio Finardi, no? Che diceva: la prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente, ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante. Ecco, vero, quindi accomuna un po' tutti queste esperienze, certo. Quindi mi riconosco. Però è un ricordo indelebile. Su questo siamo sempre tutti d'accordo. Assolutamente. Adesso quali sono i progetti futuri di Franco Blandi? Ancora la promozione di questo libro? So che sei stato invitato a Torino, devi tornare a Roma, quindi comunque la promozione è continua, ma tu su che cosa stai lavorando? Se stai lavorando su qualcosa? Allora, sicuramente sì, credo che per tutto quest'inverno continueremo con la promozione, anche perché arrivano delle richieste. Tutti mi dicono: ma non ti sei stancato di girare? Dico, finché ci sarà qualcuno che mi chiama vado. Assolutamente sì. E allora credo che già per quest'inverno porterò avanti questa iniziativa. Per quanto riguarda invece il resto delle attività, io da alcuni anni mi occupo anche di produzione di video, soprattutto documentari, cortometraggi, e ho allo studio, diciamo così, alcune idee che con alcuni amici stiamo cercando di portare avanti. Ci sono diversi settori, uno su tutti è sempre quello legato all'ambiente che mi interessa, ma anche portare alla ribalta alcuni aspetti del nostro territorio legati appunto alle tradizioni o alla diciamo così, a questo legame tradizione territorio ambiente mi interesserebbe, quindi vorrei appunto produrre qualcosa. Politica basta, devo dire, ho avuto esperienze da quando avevo 16 anni a seguire, me ne sono occupato. Sei un uomo di sinistra? Sì, non l'ho mai negato e continuo a non negarlo. Non vi nascondo che proprio per queste elezioni regionali ero stato contattato per
diciamo così, per essere coinvolto. Non, ho preferito di no, ormai è diversi anni che non me ne occupo in maniera attiva, il che non significa che non abbia le mie idee e non spenda anche le mie idee e il mio tempo per portare avanti queste idee, però diciamo direttamente, per intenderci, con candidature o incarichi, no. Fai parte del popolo attuale antipolitico per quello che sta succedendo? No, assolutamente, anzi, a me l'antipolitica, se la intendiamo con il grillismo e cose di questo tipo, fa un'antipatia tremenda, perché ad un populismo che abbiamo avuto fino a qualche giorno fa ne rischiamo di averne un altro che addirittura può anche essere, sotto certi punti di vista, per quanto voglia spazzare via la vecchia politica, ma rischia di generare. Ecco, io credo molto ai processi democratici, purtroppo non ce ne sono tanti in giro. Siamo dei poveri illusi, diciamo. Esatto, però sono quelli gli unici processi che possono fare la buona politica. Devo dire, non sono tra quanti dicono che i politici sono tutti disonesti e tutti dei ladri. Io dico che molti sono disonesti, purtroppo, sono dei ladri, sì. Ma ne ho conosciuti tanti che per una vita hanno fatto la politica in maniera onesta, purtroppo non hanno fatto grande carriera. E ci sarà un motivo. Bene, abbiamo concluso con Franco Blandi, grazie per essere stato con noi. No, grazie a voi fantastico. veramente, anche per la trasmissione, che trovo veramente interessantissima. Allora, potete naturalmente riascoltare la trasmissione sul canale streaming di Radio Doc FM. Tra 5 minuti sarà online, quindi potete direttamente risentirla o condividerla su tutti i social network che vi pare, sulla vostra pagina. Io ringrazio Franco e probabilmente nel corso di questo inverno, che sarà lungo, ti disturberò nuovamente, magari per un prossimo progetto o nelle immediate vicinanze dell'apertura dell'Acquedolci Film Festival, che poi speriamo si faccia come sempre. Con grande piacere. Grazie a Franco Blandi, leggete l'appuntamento alla Goulette, davvero molto interessante. Grazie a Marco Gentile. Noi ci sentiamo domani, dove abbiamo ospite una donna, quindi anche domande, insomma, le domande finali dovranno essere un po' particolari, perché abbiamo l'assessore al comune di Capodorlando Cettina Scaffidi, quindi domani grande puntata. Mi raccomando, non perdete QCC dalle 8 alle 9 in diretta su Radio Doc. Grazie, vi lascio a Silvia Raimondo e Chiara Lazzaro con Non c'è due senza te. Ciao, domani. Su Radio Doc chi c'è? C'è tra il serio ed il faceto. Dark time. Sono le 9.